Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon lunedì a tutti quanti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. In questa giornata così calda vi voglio far scaldare ancora di più, allora ci stiamo chiedendo cosa sta succedendo all'economia italiana, cioè l'Italia rischia di rimanere in cosiddette braghe di tela perché ce lo stanno dicendo un po' tutti, attenzione, non avete soldi nella vostra cassetta, mettiamola così, e volete spendere, ma come farete? Poi dovete rispettare tutti i parametri che insomma l'Europa chiede. Abbiamo il piacere di commentare il tutto con Paolo Tosato, senatore della Lega, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Abbiamo il piacere di avere in studio con Alberto Lanzavecchio, docente di economia all'Università di Padova, che ci spiegherà davvero come siamo messi. È lunedì, professore. Siamo di buon umore. Cerchi di farci trascorrere una settimana allegra solo per oggi. Buongiorno a tutti. E il piacere di avere in studio con Vittorio Ivis, segretario del Partito Democratico della provincia di Padova. Benvenuto, benvenuto. Grazie per l'invito. Allora, siamo in una situazione economica molto complessa, cioè abbiamo la guerra dei dazi, il rallentamento economico della Cina, della Germania, la debolezza lo stesso dell'Europa e in tutto questo ci arriva l'Italia che dice attenzione, io sono una nazione molto virtuosa perché comunque posso contare sul risparmio privato, posso contare sul fatto che comunque siamo il secondo paese manufatturiero in Europa, però intanto abbiamo un countdown, cioè un contatore che si sta dicendo fra 2 o 3 giorni l'Europa chiama. Senatore Tosato, Beh, allora, non è che siamo virtuosi per la gestione dei conti pubblici, ma non è che non lo siamo oggi o ieri, non lo siamo purtroppo dagli anni 80, quando si è speso più di quanto si potesse, accumulando un debito pubblico sproporzionato. E questo è un fardello che ci portiamo sulle spalle da tanti anni, che incide poi, anche a fronte dell'euro, quando si è deciso di aderire alla moneta unica, sull'economia reale italiana e sul benessere dei cittadini italiani. Ora, il tema è, a fronte delle difficoltà che ci sono a livello internazionale economiche, che riguardano anche e soprattutto l'Europa, anche la trainante Germania è in affanno. Qual è la strada da percorrere? Quella delle manovre con tassazioni ulteriori nei confronti dei cittadini, quella dell'ulteriore ridimensionamento della distribuzione delle risorse, ad esempio agli enti locali, che noi abbiamo cercato di frenare, o è il tentativo molto più complicato, ma secondo noi più risolutivo, di abbattere le tasse e puntare sul rilancio dell'economia? Questo è il dibattito, noi abbiamo... La nostra strategia non è certamente quella dei governi Monti o di quelli che sono arrivati dopo di lui, è ovvio che c'è un braccio di ferro nei confronti di un'Europa che non ci vuole bene, perché i suoi rappresentanti non rappresentano le forze politiche che oggi governano in Italia, ma rappresentano il Partito Socialista, il Partito Popolare Europeo, che nei confronti dell'Italia e del governo attuale sicuramente hanno un atteggiamento ostile. Però noi abbiamo degli accordi, senatore, questi 23 miliardi di clausole di salvaguardia, perché abbiamo degli appuntamenti fissi che ci raccontano di un dispiegamento di energie e di trovare dei soldi non solo nel 2020 ma nel 2021, 2022, perché se no l'IVA potrebbe schizzare al 26%. Ma allora... Sicuramente quelle risorse vanno trovate. Parliamo di 19 miliardi di clausole che ci sono da qualche anno, dal governo Letta in poi, che sono da disinnescare, cioè trovare una copertura di 19 miliardi lo si sta facendo da 5 anni a questa parte. Si sono aggiunte nell'ultima manovra purtroppo altre 4 miliardi di clausole di salvaguardia che vanno disinnescate, cioè vanno coperte con la finanziaria di fine anno, perché giustamente l'aumento dell'IVA è insostenibile, è sbagliato ed è improponibile per l'economia italiana. È improponibile, però il problema è che poi come sempre la manovra economica si fa a ottobre, quindi adesso... Tra ottobre e dicembre. Esatto. Così dobbiamo dire. 049 49 06 054, cosa pensate dell'economia italiana? Allora rischiamo di restare ancora un'altra volta in braghe di tela, tutti vogliono soldi, tutti vogliono che vengano mantenute le garanzie, che il nostro debito pubblico non continui a correre, che in qualche modo si possa cercare di farlo rientrare. Allora professore,
Senta, io ho una ricettina, gliela voglio leggere, no? Perché questa è una bella ricettina. Senza Farina, far debito, zucchero e felicità, e tarallucce e vino e siamo tutti felici. Senza fare debito i soldi ci sarebbero: ridurre del 20% le spese militari, tagliare 16 miliardi di sussidi ambientali previsti, mettere una trust dell'1% sull'1% del più ricco della popolazione, con una previsione di entrate di 20 miliardi di euro, varare reali web tax e varare reali Tobin tax. Beh, abbiamo trovati? Non serve a niente. Bene, capito. No, perché la dimensione del problema è ben più di queste pur miliardi di spesa, ma la spesa per interessi sul debito pubblico ormai una retta che va verso il soffitto finché ce lo consentiranno. 2.300 miliardi di debito pubblico, arrotondate pure da casa al 3% di spesa per interessi, fate 2.300 per 3%, sono più di 60 miliardi all'anno di interessi, quando il nostro Stato, che è ribadisco, tra i più virtuosi in Europa, ha un avanzo primario, il che vuol dire che tutte le tasse, incluse queste che vorremmo aggiungere, meno qualsiasi spesa pubblica vi venga in mente, avanzano ancora 40 miliardi. Purtroppo noi abbiamo 60 di interessi, quindi il nostro è già uno Stato virtuoso, è tra i migliori gestiti in Europa, con 40 miliardi di avanzo primario. È ovvio che con i 2.300 miliardi di debito pubblico e 60 miliardi di interessi non andiamo da nessuna parte. Tutto questo per dire che io mi occupo di finanza aziendale, è un'azienda che ha i suoi flussi di cassa, quindi ha le sue entrate superiori alle uscite, ma si ritrova troppo debito e non riesce a pagare gli interessi se non andando in banca a chiedere nuovo fido. Nei mercati finanziari questa prassi è lo schema Ponzi, lo schema Madoff, in cui devi cercare di piazzare il pezzo di carta al prossimo che arriva per ripagare quello che ha voluto andarsene via il mese prima, e via così finché il castello di carta tiene nei mercati finanziari. Nei mercati, diciamo, delle imprese, questo è andare a chiedere credito per occultare perdite, fino a che l'ultima banca dice adesso basta, rientra del fido e iniziano le operazioni di ristrutturazione. Quindi se fossimo nel mondo delle imprese saremmo già con una procedura di ristrutturazione del debito. Siccome nel debito pubblico non esiste una procedura di ristrutturazione, stiamo usando lo schema Madoff per riportare avanti, finché ogni fine asta c'è qualcuno che compra il debito pubblico, quindi paga il mio stipendio e tutto il resto va da sé, la barca va avanti. Quando questo schema si incepperà, ci dia una notizia. In Grecia è già successo, per cui perché no, certo. Perché no, certo, perché no. 049 49 06 054, diteci la vostra opinione, cosa pensate di tutta questa situazione economica, avete la sensazione che l'Italia ce la possa fare, che cosa cambiereste voi? Noi abbiamo detto, ci sono alcune ricette, c'è chi dice dovete tagliare le spese militari e non solo. Allora Vittorio Ivis, le chiedo una cosa: il governo ha usato molto perché con flat tax, quota 100, reddito di cittadinanza, delle regulation degli appalti, aumento delle spese militari, io le faccio la somma di quello che si sta muovendo. Bisognava avere, come dicevano i vecchietti, la musina un po' più stretta? Dal nostro punto di vista sicuramente sì, nel senso che rispetto ai governi precedenti c'è stata un'inversione di tendenza e una serie di elementi che oggi fanno parte del nostro dibattito comunque erano stati largamente preventivati, e quindi anche le paure e i timori che oggi riscontriamo e le problematiche alle quali ci poniamo, se è possibile trovare delle soluzioni. Per intenderci, sicuramente la prossima finanziaria sarà una finanziaria lacrime e sangue. Io non so se il governo ci arriverà o troverà altre scelte, perché poi, come dire, tutti ricordiamo negativamente l'esperienza Monti da un punto di vista diciamo, dell'impatto che ha avuto anche sulla percezione dei cittadini. Poi c'è stato chi si è assunto quella volta la responsabilità comunque di sostenerla e chi se ne è semplicemente lavato le mani. Il problema è che poi a quelle soluzioni lì ci si arriva anche perché ci sono dei governi che, come dire, fanno dei passi indietro e dicono scarichiamo il barile sui tecnici, tanto i tecnici il consenso possono o anche meno andarlo a richiedere, anzi nei più dei casi l'Italia si è servita di queste formule proprio per evitare, insomma, che chi si assume la responsabilità andasse a chiedere il consenso. Nessuno andrebbe, se si andasse alle elezioni ad esempio a settembre-ottobre, ma chi cavolo vuole andare alle elezioni? Perché ci sono queste patate, 10 patate bollenti che insomma...
Sì, beh, questo è un rischio concreto, poi come dire, non è che possiamo lasciare lo Stato in balia di se stesso, cioè bisogna chi fa politica sa che quotidianamente deve correre più veloce dei problemi perché i problemi ci sono e qualcuno deve risolverli. Per cui non è che guardo al futuro con totale sfiducia, ma con la consapevolezza che sicuramente c'è un contesto che rispetto a un anno e mezzo fa, rispetto a 2 anni fa, è andato peggiorando e ripeto, i campanelli d'allarme non sono cose delle ultime ore, sono cose ben note. Tra l'altro vorrei anche precisare una cosa, il braccio di ferro con l'Europa è sacrosanto ed è una cosa che c'è sempre stata, a prescindere dal colore politico del governo in carica. Il tema vero è che come dire, l'Europa ci pone delle regole che non sono figlie come dire, di un governo superiore, come a volte si tende a dare l'impressione che sia, ma di un accordo tra tutti gli Stati, perché comunque l'Europa oggi non è una federazione, io lo ricordo spesso perché questa narrazione mi sembra un po' così ridicola. Se no ci sarebbe la Polizia Europea, esatto. Ci sarebbe il Presidente, siamo ancora purtroppo nella fase in cui assomigliamo più a un'unione doganale, quindi ci si mette d'accordo, ci si dà delle regole, poi c'è chi le rispetta, chi non le rispetta, chi prova ma non ce la fa e chi proprio se ne fotte. Purtroppo questo governo mette quotidianamente in discussione le stesse regole che in qualche modo l'Italia, perché poi al di là delle parti politiche, ma l'Italia si era assunta la responsabilità di rispondere. Avete capito, è una situazione piuttosto complicata. Adesso noi andiamo in pubblicità e cercheremo di capire come poi andare a risollevare le sorti di questo paese meraviglioso, ma che davvero mi sa che altro che braghe di tela. Forse resteremo nudi in ottobre e novembre, vediamo cosa succede. 049 4906 054, dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054. Meno male che c'è sempre chi sta peggio di noi, vero? Avete sentito la parola Grecia, era quella. Pronto, buongiorno, buon lunedì, che ci dà speranza. Buongiorno. Prego. Tranquilli, non succede niente a settembre. No, si torna a scuola, almeno quello. Sì, finché c'è qualcuno che compra il debito e in questo momento lo stanno comprando bene perché il tasso è buono, non ci saranno problemi. Il problema sarà che col tempo ci sarà sempre meno gente che comprerà il debito, soprattutto italiani, perché la ricchezza italiana si sta spostando fuori dall'Italia. Questo è il problema, perché non siamo più un paese manufatturiero. Adesso siamo un paese che la maggior parte produce macchinari da vendere all'estero, ma ormai all'estero gli stessi italiani hanno delocalizzato le fabbriche per la costruzione addirittura dei macchinari. Questo è il grosso problema. Abbiamo un costo di lavoro altissimo e quindi non avremo più il lavoro, in poche parole, perché i servizi senza lavoro, il terzo settore, tutto questo non può stare in piedi. Tutte quelle tasse che prendiamo e che sono enormi vengono dalle aziende, non è che vengono dai servizi, da chi lavora in ospedale o chi fa questo, l'idraulico stesso lavora perché c'è un lavoratore che produce denaro e via discorrendo. Perciò è questo che andiamo incontro, che via via l'Italia si impoverirà sempre di più e a quel punto, non essendo più capaci di comprare il nostro debito fra qualche anno, allora lì saranno i grossi problemi. Grazie per il suo punto di vista. Dice, finché produciamo ce la facciamo, c'è qualcuno che avrà una necessità, un bisogno. Finito questo, buonanotte. Allora, grazie per il suo intervento. 049 4906 054, l'ha sentito Tosato. Alla fine, io lo dico sempre, quando l'Italia arriva a vincere i mondiali, ma ai rigori, perché fa un pessimo gioco. Quante volte abbiamo visto questa cosa? Tra l'altro sottolineava il nostro telespettatore una cosa, gli italiani comprano sempre meno debito pubblico, ed è vero, perché sembra che insomma, le famiglie italiane non sono così golose di questo debito pubblico e che ce l'abbiano per il 5-6% del totale. È un problema grosso, nessuno si fida di quello che fa la mamma. Ma sicuramente l'analisi io la condivido ed è evidente che noi stiamo spostando in là un baratro che prima o poi potrebbe esserci. Il problema è come evitare che questo accada. Allora ci sono varie ricette, c'è chi ritiene che bisogna attenersi ai vincoli europei, alle regole e quindi deprimere ancora di più la nostra economia attraverso l'aumento della pressione fiscale piuttosto che un contenimento insostenibile della spesa pubblica a tal punto da mettere in crisi i servizi essenziali alle persone, o c'è chi ritiene di fronte a questa situazione
che potrebbe diventare disperata, dire noi dobbiamo puntare sul rilancio dell'economia e per rendere nuovamente competitive le nostre imprese, perché gli imprenditori bravi ci sono ancora, ma bisogna farli restare, i lavoratori in gamba lavoro, ci sono ancora, cuneo, è appunto abbattere le tasse nei confronti delle imprese anche a costo nell'immediato di avere delle entrate che potrebbero essere inferiori rispetto a quelle dell'anno precedente, però se si vuole puntare sullo sviluppo e sulla rinascita del sistema manufatturiero italiano, imprenditoriale italiano, bisogna avere il coraggio di seguire questa strada. Noi siamo convinti che siamo a un livello tale che aumentare le tasse significa diminuire le entrate, perché tu uccidi chi sta lavorando. Diminuire le tasse nell'immediato può avere un effetto potenzialmente numericamente negativo in termini di entrata, ma nel giro di qualche anno può determinare che finalmente si lavori di più, si produca di più e si ritorni a essere competitivi con l'Europa. Però intanto ci stanno lasciando tantissime aziende, adesso senza far pubblicità, ma il caso della Knorr l'abbiamo visto, altre aziende che... puoi citare anche la Fiat. La Fiat, stiamo lì a vedere la Whirlpool, l'Ilva, all'Italia, non so anche lì cosa starà succedendo, cioè se ne vanno, ci stiamo vendendo tutti, abbiamo venduto le multinazionali e questi le trasferiscono poi da altre parti, anche lì l'Europa è poco competitiva però Ivis, perché se paghi il 12% non so in Irlanda, cioè bisogna essere un po' più tutti sinceri e onesti. Devo prendere la telefonata, adesso poi arriviamo. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno signori. Buongiorno, lei ha la ricetta per noi. Subito. Eccola. Sono Franco, laureato in vita. Laureato in vita, che ci chiama da dove? Da Udine Nord. Perché... 3 cose sole. Una, uscire dall'Europa Unita che ci mangia 20 miliardi, come ha detto Renzi, e ci dà indietro solo 10. La seconda è mettere anche sulle caramelle il ticket, così uno praticamente defalca sulle spese, sulla dichiarazione dei redditi. La seconda, la terza, è possibile, noi abbiamo tonnellate e tonnellate di oro in Francia, in Germania e in America, e vendiamo quelle e il debito pubblico sparirà. E poi il Vaticano, con tutte quelle donazioni che ha ricevuto, perché il Papa così generoso non ci dà un aiuto? Ci dà solo delle rogge che lui sa questo, sa l'altro, e accettate gli extracomunitari, accettate questo, il povero, e lui però non sgancia, non ha il borsellino. 3 cose da segnalare. Grazie Franco, lei che è stato così sincero, insomma, poi vabbè, il Vaticano è uno stato per conto suo, è come se la Svizzera o la Francia dicesse, un po' complicato. Allora, senta, 049 49 06 054, lei. Allora, noi abbiamo avuto un docente laureato in vita, lei che è laureato in economia, ha sentito queste ricette, uscire dall'Europa, trovare un sistema di tassazione probabilmente cioè più equo e vabbè, poi dopo il fatto di andare dal Vaticano, anche no, cioè non si può. Però questa flat tax ci può aiutare perché c'è la gente che dice ma chi è grande evasore col cavolo che lo trovi lo stesso? Che vantaggi ha? Se sono evasori prima rimangono nell'ombra sotto. Sì, allora intanto il nostro laureato in vita ha seguito un precetto filosofico greco che era prima vivi e poi fai filosofia e quindi nella filosofia c'è anche l'economia della scuola delle antiche accademie, per cui lui è il mio prof perché in questo senso ha prima vissuto e poi si può fare filosofia. Quindi lo seguiamo con grande interesse. E però, tornando invece alla flat tax, il sistema fiscale in sé ha ovviamente dei pregi e dei difetti, noi abbiamo dotato per Costituzione, quindi sarebbe anche da capire come dotare una flat tax con la nostra carta costituzionale che prevede la progressività. Quindi magari saranno 2, così cercare di aggirare la norma per dire certo è progressiva 25 e 33. Non farà la fine di quella del gas, che non sai mai che cos'è il 10%. Sì, no, per il reddito non si pagano, quindi sarebbe comunque... sì, 0, ok, hanno già trovato la prima aliquota che è 0, la seconda è 25 e quindi abbiamo già risolto. Vabbè, credo che i padri costituenti avessero un'altra idea. Comunque, ammesso che tanto passi la riforma costituzionale e quindi si adotti la flat tax,
secondo me è sbagliata in principio, perché funziona quando si vuole stimolare i consumi. Quindi funziona a fasce di reddito mediamente basse, per cui ogni euro in più che tu non paghi allo Stato lo vai a spendere, banalizzo proprio per intenderci, al bar, quindi va in consumi. A fasce di reddito elevate, quindi esauriti tutti i bisogni primari, abbiamo l'ultimo modello della Maserati, l'ultima cravatta, di tutte le macchine costose, di tutte le cravatte con cani e levrieri, di tutta questa roba qua. Ecco. Ma se io ti do altri 1.000 euro in busta paga, quella roba lì va sui mercati finanziari, non circola nell'economia, quindi è del tutto ininfluente nella generazione di PIL, se non qualche servizio finanziario di gestione del risparmio, che però non sono italiani, perché la gestione del risparmio va dal Lussemburgo all'Irlanda. Tutto questo per semplificare, per dire che se è uno Stato che è mediamente povero e molto tassato e quindi c'è bisogno di stimolare i consumi, allora potrebbe anche andare bene. Ma io dico che è sbagliata all'origine, perché i consumi in Italia, che giustamente si sono anche ridotti, perché questa è la riflessione che vorrei così cercare di portarvi all'attenzione, è basato, quindi lo stimolo dei consumi, su un modello economico sbagliato che ha portato alla distruzione dell'ambiente, della biodiversità, che poi troviamo i ragazzi al venerdì che fanno il loro sciopero per il clima, si va a votare e in Europa c'è qualche sensibilità in più, ma in Italia la dimensione ecologica è zero, e quindi si continua a dire che il modello è crescita, ma crescita di che cosa? Dell'industria edilizia, del cemento, della plastica, delle auto. Non sostenibile. Totalmente, quindi è ammesso e non concesso che la manovra aiuti a stimolare i consumi, andiamo nella direzione sbagliata. Sono sempre consumi che comunque poi creerebbero un futuro danno alle generazioni che già sono senza pensione e poi restano senza Dobbiamo andare nella dimensione a PIL in decrescita, meno consumi, meno sprechi. Meno sprechi. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a lei e a tutti. Buongiorno. Mi permette di fare una piccola parentesi e poi entro in argomento. Certo. Ho visto proprio sulla vostra Antena 3 un servizio che sono stati buttati fuori di casa 2 anziani ottantenni, tra cui la signora con 2 vertebre rotte, costretti a dormire in macchina con questo caldo perché non hanno più potuto pagare il mutuo e gli è stata tolta la casa. Bene, allora politici di qualsiasi colore, per favore fate in modo, una qualsiasi legge eccetera, che non si possano buttare fuori di casa delle persone, soprattutto anziane, senza dare loro una casa decente di poter stare. Ecco, chiudo la parentesi. Vabbè, non è una parentesi che questa non chiudiamo perché non può ritenersi civile. Accogliamo al mondo alberghi o non alberghi, piscine o non piscine, sì, trattamenti psicologici, e poi permettiamo queste barbarie. Chiudo la parentesi, ti ringrazio per questa possibilità. Sì. Allora, siamo già, se non in braghe di tela, ma almeno di telone. Ormai stiamo chiudendo la porta con i buoi scappati. Allora, euro, mazzate dell'euro che ci ha dimezzato praticamente tutte le nostre possibilità. Seconda cosa importantissima, vi state accorgendo che non abbiamo più nulla di Made in Italy, dalla sedia alla biancheria, dall'utensile alle scarpe? Allora, se lasciamo che continui questa, oltre naturalmente il cuneo fiscale, quelle sono già cose tritte e ritrite che si devono fare non domani ma ieri era già tardo. Se non ricominciamo a produrre almeno delle cose, non dico come concorrenza a cottaglie, ma almeno in parte delle cose buone, sane, e mettiamo dei gran tasse a questi signori che si sono impossessati e che hanno distrutto tutto il nostro manufatturiero, sia industriale che artigianale. Qui allora non ne andremo mai fuori. Ecco. Vi ringrazio. Signora, scusi, perché magari allora lei, i 2 anziani di dove erano? Magari poi dopo lo recuperiamo. Allora io dico, adesso diamo una risposta alla signora, dopo la pubblicità andiamo anche da Vittorio Ivis. Quindi io non ho seguito in particolar modo la vicenda, ma se poi mi faccio dire dai colleghi lo sanno, se c'è qualcuno che ha una casa, penso io, o come dice la signora, un albergo, una stanza, qualcosa, 2 anziani
80 anni che vivono in una macchina con questo caldo, sono una mano sul cuore per chi può offrire un posto. 049 49 06 054, noi rispondiamo dopo la pubblicità, torniamo con Vittorio Ivis, intanto noi consumiamo poco perché qui fa anche caldo. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054, c'è una telefonata poi Vittorio Ivis, bisogna che rispondiamo a questa signora che dice insomma siamo già in braghe di tela. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Stella, qui, Giulio di Belluno. Buongiorno Giulio, ma si sta freschi almeno a Belluno? Si sta freschi? No. No, siamo freschi sì perché il tempo è così, qui la terra ormai è diventata polvere. Ah, mamma mia, mica tanto freschi. Devo ancora fare anche l'orto, dottoressa. Ecco, ci dica tutto. Allora, io cerchi di capirmi bene per favore, perché ho fatto la quinta. Però io stamattina ho aperto la finestra del bagno, no? E sa cosa che ho visto? No. Che il sole invece di vederlo diciamo verso l'Alparo, perché lei saprà sicuramente dove è l'Alparo. La giustizia. Ecco, l'ho trovato addirittura verso Longaroni. È giusto. Allora da guardare il sole non era un sole, era come un lampo, come che sono i fari a LED, quelli bianchi lì, un fastidio. Allora da lì si capisce tutto com'è il tempo, come sta andando. È inutile dire bisogna ridurre questo, ridurre quello. Bisogna ridurre, tornare come 50 anni fa. Se no qui il sole, basta guardare il sole per capire com'è il clima. Lei dice la vede male, ma e tra l'altro poi lei è del Bellunese, di quell'area lì, e voi vivete anche lo spopolamento della montagna, che è una cosa molto grave. Sì, lei ha ragione, si spopola, però quando che i boschi fanno le foreste non va più bene, perché bisogna pulire, far sì che l'acqua scorra tranquilla, fare i muri non di cemento armato e fermare l'acqua, bisogna farli avere la pazienza di stare lì a fare quei sacchi come una volta che le acque scorrono fuori le professate. C'era Giulio! Io ne avrei tante da raccontare, quello anche a Genova, ho visto a Genova, lasciamo stare. Come il Piave qui è pieno di terra, pieno di alberi. Di alberi, di cerpame, sì. Ma non si guardano attorno questi politici? Giulio! Che l'autorità ha detto mia moglie. Ascolta. Allora Giulio, io la ringrazio, porti pazienza, però adesso io le faccio dare una risposta, perché poi le osservazioni sue sono molto molto importanti, molto forti, perché poi lui vive anche la montagna, quindi un ambiente tra l'altro fragile, noi viviamo in un territorio che ha un grandissimo rischio idrogeologico e poi ha citato anche la Liguria, figuriamoci lì ancora, forse non so, fra le due è una competizione un po' il contrario sbagliato. Comunque Giulio ha osservato questo fenomeno tra l'altro del sole, ma siamo in un periodo un po' anche strano, no? Siamo al solstizio. Non solo al solstizio, ma tra l'altro poi il sole ha pochissime macchie, quindi siamo al famoso minimo di Mauder, e quindi raccontano che il sole è al minimo della sua potenza, e quindi dicono adesso arriverà un altro cambiamento, e quindi quello lo stiamo verificando scientificamente. Allora ci sono tante domande, Vittorio Ivis, lei come il mago Telma mi darà una risposta. Allora, l'euro è una moneta che ci ha dato una mazzata, non c'è più nulla di Made in Italy. Dovevate mettere tutti, anche il vostro precedente governo, comunque grandi tasse su persone che importano merce. Questo signore appunto che ha sentito le ultime sue dichiarazioni, e allora da dove si inizia? Dall'acqua che non scorre più dalle montagne e porta a valle soltanto... Io partirei dalle tasse, che a parte che un aspetto è quello climatico, un aspetto è quello... però appunto, sì, sono collegate. Beh, sicuramente, ma allora parto dicendo una cosa, cioè che ho ascoltato con attenzione il professore, io condivido l'analisi, poi ovviamente le valutazioni politiche sono una cosa diversa e aggiuntiva. Noi siamo contrari alla flat tax, ma non siamo contrari alla diminuzione delle tasse, purché sia una diminuzione progressiva e lenta, cosa che si era iniziato a fare a suo tempo, e adesso chiaramente per rincorrere anche un po' questo slogan, che è quello di dire a tutti ma noi fissiamo
una sbarra, una soglia, diciamo, e quella vale per tutti, che chiaramente può anche far gola, può essere, come dire, sì, uno slogan efficace, anzi sicuramente lo è però stato. l'hanno usato tutti sto però, slogan insomma, efficace, diciamo che la flat tax noi non l'abbiamo mai proposta. No, però era già stata introdotta ed è già vigente per alcune categorie, da quello che mi risulta, per esempio per alcune partite IVA, ma appunto sono ambiti strettamente contingentati perché regolamentati ad hoc, diciamo. Ma soprattutto, come dire, già dai tempi della campagna, diciamo, dalle politiche 2018, io andavo domandandomi ma come è possibile introdurla, dal momento che questo aspetto della progressività prevista nella Carta Costituente non è esattamente una cosa che si può superare così in 448. Poi dopo la consulta dice te la boccia. Modifica, punto primo. Punto secondo, ci vogliono dei tempi, io non so se questo governo avrà i tempi, adesso non voglio senatore è seduto, generare polemica, cioè, però oggettivamente è una cosa molto complicata. Mentre quello che mi sento di dire con grande serenità, e che credo che risponda anche a uno degli interventi che sono stati fatti da casa, ma allora viviamo nell'epoca che per definizione ha la più ampia forbice di diseguaglianze. Io non sono contrario a una patrimoniale. Facciamola piccola, studiamola, discutiamola, facciamolo anche in maniera trasversale. Tipo i mini-bot che sono una patrimonialina. Il mini-bot, e l'1% su 1% o l'1% su 1% per i più ricchi? Non lo so, però ragioniamoci, nel senso che non dico chi guadagna cifre, diciamo, che servono al mantenimento della famiglia e qualcosa in più, che insomma il lavoro e il sudore che... Cosa sarebbe? Un reddito lordo di 200.000 euro, sotto i 100.000 euro? Dove starebbe? Non lo so, però quello che dico io è: chi guadagna 1 milione di euro può restituire qualcosa? Secondo me sì. Secondo me sì. È giusto. E magari costruiamo anche le condizioni perché non sia poi riutilizzato con misure assistenzialiste oppure legato a una pluralità indistinta, ma che sia finalizzato a un sostegno concreto. Discorso invece cambiamento climatico, e apro e chiudo una parentesi, probabilmente attraverso un'azione di governo di questo tipo, allora anche quella coppia di signori anziani troverebbe risposte concrete. No, perché la gente che a casa vede i due anziani in macchina, ma magari arriva il migrante e lo mettono in albergo, capisce che la gente poi dopo se la prende con i migranti, perché anche questa è una cosa reale. Credo che oggi questo tema sia ampiamente superato, perché ormai... Non si capisce, dice non ne arrivano. Ma a me sembra i flussi si siano ridotti, avevano già iniziato a ridursi, ma oggettivamente oggi il problema che abbiamo è che semmai queste persone non riceveranno l'assistenza che avevano, che ne so, 3-4 anni fa, e che le troviamo per strada, perché ormai non c'è neanche di più nessuno che... Quindi ci dovrebbero essere più risorse per gli italiani, ci saranno più risorse per gli italiani, se quelli non arrivano i vasi... se sono usate come le abbiamo viste al sud attraverso il reddito di cittadinanza, dove chiunque va a chiedere la carta... Non può dire uno della Lega perché sa che magari su questo reddito di cittadinanza... Io devo prendere una telefonata, voi capite che la gente da casa ci chiama. Comunque mi è piaciuta molto la riflessione che ha fatto Giulio da Belluno, che ha aperto la finestra del bagno, diceva andiamo un po'... E vede sto sole che belle non telefonate, da punti di vista diversi, ma tutte... Però voglio dire, nessuno, devo dire, tutte molto garbate, educate, nessuno ha detto voi del PD, voi della Lega, sono state oggi, devo dire, sono felice anch'io. Pronto, buongiorno, adesso mi smentite. Pronto, buongiorno, Nadia dal Treviso. Buongiorno Nadia, ci dica tutto. Niente, io sono d'accordo con la telefonata della signora. E poi volevo dire, avete un senatore là in studio. Sì. Vorrei chiedere 1.200 euro di pensione. Io sono a carico di mio marito. Praticamente mancati i miei genitori che abitavano a fianco, mi hanno lasciato la casa, seconda casa. Adesso io devo pagare l'IMU e la TASI, che per l'acconto l'ho già pagata, però dovrebbero verificare i redditi, perché con un reddito di 1.200 euro al mese di pensione penso che non sono miliardaria. Questa casa me l'ha lasciata i genitori con sacrifici. Allora dovrebbero rivedere al senatore che è a Roma, diciamo, verifichiamo i redditi, se sono... che perché pago come quelli che hanno, non so, la villa di Dallas. Perché io signora, devo riscritturare la mia casa, non vado a chiedere al governo la ristrutturazione,
Devo farmela da sola. Quanto ha pagato? Posso essere indiscreta, signora Nadia, quanto ha pagato di IMU, se l'ha pagato o se l'ha pagato la Tasi? Quanto pensa che dovrà pagare? No, l'ho già pagata. Quanto ha pagato? Ho pagato perché l'ho data in comodato uso gratuito a mio figlio. Praticamente a mio figlio è prima casa, perché non abbiamo tante case. Ho pagato 200 euro a conto. 200. Dopo a dicembre pensiamo che rimanga così, perché se il comune, perché adesso hanno dato disposizioni ai comuni di aumentare. Allora queste cose dovrebbero verificare e che facciano qualcosa. Allora, non litigare e basta. No. Che siano di destra che siano di sinistra. A me non interessa, ma che facciano gli interessi dei cittadini. Signora Nadia, grazie per... ha capito, qua non si salva nessuno. Giustamente. Capito, sono tutti arrabbiati perché 200 euro su un reddito di 1200 pensionati Anche a carico. sono 400. Sì. Le faccio dare una risposta 049 49 06 054. Noi adesso andiamo in pubblicità e siamo sempre qui a disposizione se il senatore pensa che andrà a Roma con queste proposte nuove. Andiamo. Ne parliamo dopo. Eravamo qui che ci stavamo chiedendo su tutta questa questione dei mutui, di queste case che ti arrivano, che alle volte sono una vera crosta, nel senso buono del termine, perché magari la casa l'hanno costruita con sacrificio, ma la zona si è svalutata, la situazione non è più quella di una volta e magari una bella villa, anche se bella, la devi vendere, sottovendere, insomma. 049 49 06 054. Ma il buon Paolo Tosato, senatore della Lega, andrà a Roma a carico di tante informazioni dopo la nostra telefonata. Porti pazienza, ma siamo gettonati. Pronto, eccoci. Buongiorno. Dario di Trento, buongiorno. Buongiorno Dario di Trento, ci dica. Ecco, voi in Italia... No, guardi Dario di Trento, voi in Italia, anche lei, quando si studia geografia, fa parte della nostra penisola, della Repubblica Italiana. Non è che lei non è in Italia e noi siamo in Italia. Qui è tutto un altro andazzo. Ma voi avete Trento, è una provincia a statuto speciale, e allora le piace vincere facile? Abbiamo saputo costruirci cioè non siamo in braghe di tela. Lei no, voi no. Allora voi italiani, ecco. io mi ricordo che parlavate di casi, di IMU, la seconda casa, ma quando c'erano gli anni della politica del bunga bunga che piaceva tanto a voi italiani, non c'era qualcuno che vi aveva abbassato le tasse togliendo l'ICI? Non siete contenti che vi hanno tolto l'ICI? Perché vi lamentate della Tasi, che sulle seconde case dovete pagare tutto questo? Perché lì a Trento non si pagano. Prego? Voi a Trento non pagate sulla seconda casa, no? Non siete... No, ma noi non abbiamo problemi, anche se qualcosa paghiamo, ma non è che abbiamo grossi problemi. Ma io non penso che tutte le persone di Trento siano così ricche o così senza problemi e non penso che non si sentano italiani. Dario, io la ringrazio, però non è vero neanche che siamo tutti figli della politica del bunga bunga, se no ci saremmo già sparati da tempo. Io la ringrazio davvero molto. Allora, l'Italia è una repubblica, una e una soltanto che io conosca, fondata sul lavoro, così si sulle racconta, tasse, e che è formata da tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale. Tra l'altro mi pare che pure la provincia di Trento avesse dei bei problemi economici, certo, è la peggior gestita, in direzione di un fallimento, certo, quasi, quindi nessuno si salva, nessuno tocchi Caino, così dicono. Senta, senatore Tosato, noi qua che siamo in Italia, sì, come la risoliamo la questione alla signora che dice io ho preso questa casa, sono stufa di pagare le tasse, l'altra signora che dice l'Europa ci ha rovinati. Allora, l'Unione Europea, scusi, ci ha rovinati o chi ci gestiva ci ha rovinato? Allora, tassazione sulla seconda casa e su tutti gli immobili è stata introdotta nel 1993 dall'allora governo Amato, un governo di salvezza nazionale in cui tutti aderirono a questa necessità di applicare una sorta di patrimoniale vera e propria sul possesso di immobili. Una volta gli immobili erano un bene rifugio, al posto di metterli in banca si acquistava mattone, da allora in poi è diventato un bene che quasi diventa una forma
di perdita di reddito se non riesci a affittarlo, se non riesci a affittarlo alla persona giusta che poi ti paga pure l'affitto. La situazione della signora non è facilmente risolvibile perché la Costituzione italiana prevede che a fronte di una minore entrata, quindi noi diciamo ok, non si applica più la tassa sulla seconda casa, sarebbe una cosa auspicabile, giusta, corretta, vorrebbe dire che tutte quelle minori entrate nelle casse dello Stato, che potrebbero rappresentare, adesso io non so le cifre, ma credo miliardi, dovrebbero essere parificate o da una tassazione in un'altra direzione, e non credo che sia il caso, sì, però nel caso o una riduzione della spesa pubblica adeguata. Ma non è possiamo ridurla solo a lei. No, ma la signora Tosato dobbiamo dice giustamente io ridurla a tutti come una regola. pensione di 1.200 non è che ha la villa in Sardegna, a Portofino a Capri. Ma sicuramente Bisognerà purtroppo capire dove gasta il suo reddito è un reddito medio, non è un reddito medio nella media dei cittadini italiani, non medio nel senso che ha un reddito tale da poter vivere più che decorosamente. Sicuramente è un reddito basso, ma la media dei redditi italiani sono su quella fascia lì. Quindi vorrebbe dire trovare, giustamente dal suo punto di vista, correttamente, miliardi per riuscire a cancellare quella che è stata una tassa vergognosa e che negli anni si è riuscita a eliminare sulla prima casa. Ricordiamoci che all'inizio era stata applicata anche sulla prima casa. Non si è riuscito a diminuirla sul resto del patrimonio immobiliare. Altro tema, Europa. Allora, io credo che sicuramente quando è stato introdotto l'euro sia stato fatto un gravissimo errore. Uno, perché il cambio che è stato deciso, pianificato, 1936,27 è un cambio che ha penalizzato in modo chiaro ed evidente l'Italia, ha dimezzato il potere d'acquisto degli italiani, non si sa in base a quale criterio sia stato stabilito, sicuramente non favorevole a noi. Dobbiamo ringraziare sicuramente Prodi, il padre nobile di questa forma di moneta, e vorrei ricordare che l'anomalia è la seguente: noi abbiamo, credo che non esista al mondo e non sia mai esistito al mondo un organismo unitario che ha un'unica moneta, ma sistemi fiscali diversi, lo dicevamo prima, ha il costo del lavoro diverso, ha una burocrazia diversa, ha una giustizia con procedure ed esiti diversi. È evidente che quando si è fatto l'euro bisognava un debito pubblico anche diverso, cioè si è costruito un sistema perverso per cui noi abbiamo danneggiato quasi in modo irreparabile la nostra economia, perché uno dei pochi vantaggi che avevamo, comunque in un sistema distorto in cui avevamo un debito eccessivo, era quello di svalutare la liretta. No, si può parliamoci chiaro, adesso col sistema dell'euro è ovvio che la Germania è più competitiva di noi. Saremo a vedere, Tosapio la telefonata. Ha un sistema fiscale diverso, burocratico, un debito pubblico diverso, noi siamo azzoppati in partenza. È come se in una gara la Germania partisse, e tanti stati come la Germania in Europa, con un vantaggio enorme. A me sarebbe piaciuto avere l'euro di carta, i 2 euro di carta. Pensa al mio sogno, proprio così frivolo, ma magari avrei dato meno manzi, si sarebbero persi meno spiccioli, forse il RAM avrebbe per me è stato proprio impostato male dall'inizio. Buongiorno. Pronto, buongiorno a lei, signorina. Ci dica. Pronto? Pronto, premesso che l'Europa è da riformarsi, perché ogni partecipante, ogni nazione partecipante ha fatto i propri interessi commerciali e ne è dimostrazione l'importazione che hanno fatto di migranti, di manodopera extracomunitaria a poco prezzo per farci la concorrenza uno con l'altro. Quindi c'è stata malafede nell'Europa Unita, quindi bene riformare questa Unione Europea che ha avuto il privilegio di non farci fare la guerra tra di noi in questi 50 anni. Io credo che sia necessario, per diminuire le spese, dobbiamo diminuire le spese, per esempio le spese militari, accorpando le forze armate, accorpando le forze di polizia, perché è superfluo avere carabinieri, polizia, avere polizia locale, polizia forestale. E dice meglio fare tutto uno. Sono tutti generali e comandanti. Su questo sono d'accordo. Accorpare specialmente
Pronto? No, bisogna accorpare per snellezza e funzionalità. Certo. Accorpare, per esempio, eliminare almeno il 50% dei pubblici dipendenti perché lo consente l'informatica. Allora signore, allora porti pazienza, io ho capito, lei dice dobbiamo accorpare, fare tutto, di però alla polizia che non sono militari e i militari non sono poliziotti, sono un altro, allora rapidi perché siamo in chiusura. Allora, quante ricette sono venute su oggi? Danza vecchia, male chi vi ha fatto prendere la laurea? No, ma a parte che il Trentino ce l'ho ancora qua perché è un insulto a De Gasperi. Lei non è in Italia. E loro senza i trasferimenti da Roma sarebbero più falliti della Calabria, e poi con i soldi che noi da Roma trasferiamo loro vanno a cementificare le loro montagne, quindi se si guardi la delibera dell'agosto del 2018, giù le mani dal lago Rai, perché ecco, se poi i soldi che vengono da Roma li usate per valorizzare le montagne coprendole di cemento e ferro, per carità. Ciò detto, quindi chiuso lo sfogo col Trentino. E ribadiamo che a scuola ti Io invece li invidio perché vorrei la stessa autonomia per il Veneto. Credo che non è l'Alto Adige, c'è una bella differenza. Loro sperperano di più di quello che hanno e poi... Ma parli della Sicilia o del Trentino? Parlo del Trentino, parlo del Trentino. Il Trentino senza trasferimenti da Roma non sta in piedi. Ecco. In più trattengono il 90%. Più i trasferimenti, perché hanno sia l'autonomia del gettito più i trasferimenti e sperperano di più di quello che hanno se non avessero i trasferimenti, va da sé. E come lo usano? Praticamente niente. Cementificando le montagne, giù le mani dal lago Rai, giù le mani dalle montagne. E quindi, a parte questa cosa... Ciò detto, che in realtà vi ho ascoltato con grande interesse, però forse non è passato il messaggio chiave, perché ad esempio patrimoniale, siamo anche d'accordo, però... in Italia ci sono 1.500 miliardi di depositi in conto corrente e poi 2.000 miliardi sui mercati finanziari. Andiamo a vedere il conto corrente. Di questi 1.500 miliardi, circa 600 sono sotto la fascia di 100.000 euro. Lo sto usando solo per cercare di identificare questi ricchi. Poi dopo possiamo andare di fino. Quindi ci sono 1.000 miliardi in mano ai ricchi, cioè è la somma di saldi di conto corrente più di 100.000 euro. 1.000 miliardi. Bene, immaginiamo una patrimoniale del 1%, tenete conto che è tantino, perché l'imposta di bollo siamo allo 0, attualmente. La portiamo all'1? Perfetto. Gettito, 1% di 1.000 miliardi quant'è? 10 miliardi. Non ci facciamo niente. Nulla, è tutto un grande inganno. Il debito pubblico per tornare a sostenibile, per pagare da pagare con 40 miliardi di avanzo primario, deve essere 700 milioni, è meno della metà. Tutto il resto è un grande inganno per vendere le Dolomiti ai tedeschi che se le privatizzeranno, toglierci la spesa sanitaria, togliere metà dell'università. Ma io le avevo detto che doveva lasciarci col sorriso in bocca. Perché anche dire dimezziamo, che è la cura greca, dimezziamo i dipendenti pubblici, l'hanno fatto in Grecia, l'hanno fatto. Non è cambiato niente, guardate a vedere gli abitanti in Grecia come sono, tanto i giovani se ne sono andati tutti. Dalla regia segnale di fumo, un minuto glielo do, Ivi, porti pazienza, ma sono già fuori, mi dica in un minuto perché sennò non mi sento corretta, allora... però non mi sento corretta, dica. No, io sono per metà trentino, quindi proprio concedetemi, ma respingo. Si sente italiano? Certo che mi sento italiano, ma non solo, conosco bene quel territorio e so bene che hanno anche loro una forte italianità, dopo le ragioni storiche le hanno condotte ad avere alcune garanzie che a noi mancano. No, su tutto il resto io adesso non c'è tempo, ma una cosa mi veniva in mente prima parlando di cambiamento climatico e anche di sviluppo sostenibile. Io credo che le due cose oggi, se vogliamo stare al mondo, molto banalmente debbano essere necessariamente accoppiate. E a me piaceva moltissimo, e credo che vada in questa direzione, il progetto che aveva Graziano Delrio quando era ministro. Diceva molto banalmente: l'Italia, se noi lo guardiamo dalle Alpi, è una specie di porto che si prolunga nel Mediterraneo, che è un floridissimo mercato, e da lì era partita l'idea della cura del ferro, che andava sia a impattare dal punto di vista della sostituzione alle auto per la trasmissione delle merci, sia sullo sviluppo economico, sia sull'apertura e il finanziamento di strutture ciclopedonali, eccetera, eccetera. Quindi quello è tutto un segmento del quale non si sente più parlare, sul quale non è che cambierebbe il mondo, ma contribuirebbe però a dare un orientamento chiaro, una proposta certa e uno sviluppo futuro importante per l'Italia. Spero che si torni a ragionarci seriamente. Ci ragioneremo sopra, non ho più tempo, mi stanno per decapitare in diretta. Io ringrazio tutti i nostri telespettatori, chi ha chiamato,
chi si sente fieramente italiano nonostante tutto. Ringrazio davvero molto Paolo Tosato, senatore della Lega, che tornerà a Roma a raccontare cose anche sulle piccole problemi e grane della gente. Grazie davvero ad Alberto Lanza, vecchio docente di economia dell'Università di Padova, che ci ha rasserenati, e grazie davvero a Vittorio Ivis, segretario del Partito Democratico, fieramente italiano anche lui. Noi torniamo domani, arrivederci.